E dopo si lascia Moimans, avviò di se che è succeduto perché che riguarda un'importante azienda dal settore, si è spostato a Servignan o a Sarvignan, in base a come che la vuole incontrare. Perché è una festa importante e soprattutto una tradizione furlana che si viaggia in questo weekend. Allora andiamo a sentire un po' anche un po' per sentire se che pensa di queste feste. Allora sentiamo Rudy. Ecco qua, Rudy Payamis, detto anche il giapponese, passò molto di fa, perché lui è molto esotico. Allora, è molto gelato. Direi abbastanza bene, ci aspettavamo molta più gente, la festa organizzata un po' forse alla grossolana, ma in compenso dai, possiamo dire che il tempo ha tenuto un po' bene, il resto ci può stare tutto. È la prima volta che lo fanno, miglioreranno nel tempo. Insomma, qua noi roba per Philippines. No, direi di no, qua è roba per Friulani Doc, anche se abbiamo molte etnie, ma noi continuiamo con la nostra cucina e speriamo di fare del bene. Molto gelato. Ma pensi bene, vedo dal movimento di Int, no? Il frico è buono, ma dopo non sai se lo ha comprato, fatto o lo ha fatto lui. Roba fatta in chiesa. È buonissimo, no, veramente. No, buono. È merda, insomma. Sì, e dopo anche se l'intimo vuol dire che bene o male, alca succederà, no? Cioè dici in crisi, però insomma un po' di Int, Però che po' di fornalità che serve per partire avanti, no? Sì, e basta, e di fatti viene avanzato anche il salam di chiesa, non so come si fa, abbiamo mangiato a vonde prima. Grazie. Come stai là? Ben, Mangiato bene, bevuto bene, buone le birre, le è griglie. roba importante, no? Ottimo, direi. Se viene di aggiungere, no? Auguri Figli maschi. per i figli maschi. Tenga il signor, cassa caldezza, molto gelato. C'è roba, la festa. La festa, e soprattutto a stand. Benissimo, bisogna dire roba buona. Genuinità. Genuinità, ecco, veramente. Buona la Luiania, il fricolo è super lusso. La roba che si vede che hai fatto in chiesa, no? Esatto. Al supermercato. Mi ordini così non si può. Perché che lei può girare, una zona poco fuori. Poi sai sapere giornate d'estate, però insomma. No? Ecco, l'equinozio, no, No, solstizio. solstizio, l'equinozio che l'ha. Comunque l'importante è sposare bene la furlanità. Ecco. Come andiamo a sentire il sindaco di Servignan o di Sarvignan in base di Sarvignan o di Servignan? Allora, siamo isolati voi. Mi pare che l'ha vonde bene, insomma, io credo che la Int è venuta, insomma, è la prima edizione, indubbiamente, probabilmente le ADS Alca diciamo, di metti a puest, però per essere la prima edizione noi altri si contenti. Allora, signor Sindaco, per chiacchierarsi chiaro, se volete organizzare voi come voi una manifestazione dal genere in tema di spending review? Allora, bisogna fare le robe bene e bisogna fidarsi da Int che sa fare questo lavoro. Questa manifestazione, per esempio, la viene affidata ad un'organizzazione che l'ha organizzata a costo zero, dicono che l'amministrazione comunale la dome di fare le pulizie quando sarà finita e naturalmente si finanzia di Bessola con quel che viene a fare gli espositori. Questa è una maniera per fare le robe senza in questo momento che non è un momento favorevole. Vuol dire che insomma le feste, seppur disegna il Stato, il met, come si dice, il zamping o il talping, si può dire che fare? Si può fare, bisogna lavorare bene e credo che si può dire che si può fare e secondo me bisogna farlo. E soprattutto la furlanità che è a 360 gradi. Va bene. Provincia di Treviso, cosa vuol dire oggi esporre in questa zona come bellissima come Cervignano? Conosco questa zona da tempo, sono già stato per la Fiera di San Martino e per il mercatino di Natale, quindi ho ritenuto che fosse giusto essere qua in questa occasione così importante. Una festa bellissima che oggi è decollata domenica perché nei giorni di venerdì e sabato il maltempo ci ha impedito di poter lavorare appieno, però oggi vedo che sta andando bene, quindi sono molto soddisfatto di essere qua.
Sì, beh, in tempi di crisi, cosa vuol dire oggi come oggi mettersi in gioco? Mettersi in gioco vuol dire produrre, vuol dire coccolare il cliente che viene presso le nostre bancarelle, vuol dire esporre prodotti tipici, vuol dire produrre un valore aggiunto che permette alle persone di avere degli interlocutori come noi commercianti che riusciamo a soddisfare le loro richieste, le loro esigenze, pur in tempo così particolare come diceva giustamente lei di crisi. Credo che si possa superare questo momento di stallo e di difficoltà proprio andando ad aiutare le persone che arrivano ai nostri banchi, alle nostre punti di ristoro, dando loro tanta professionalità e un prodotto che sia assolutamente di qualità, altrimenti non ne veniamo fuori. Franco, Zecaldis, siamo isolati chi 3D. Meglio di così non poteva andare, abbiamo degli amici comuni, venditori che sono splendidi, ma sono tutti veneti, non sono friulani, lì si vede la loro dinamicità e la loro voglia di commercio. Purtroppo è mancato un po' la gente, ma cosa cambia? L'importante è bere e mangiare sano e l'umore migliora senz'altro. Soprattutto sperimenta per chi non si è contento. Soprattutto questo è un modo che l'avevo iniziato io e mi fa piacere che anche il telecronista qua, Omar Costantini, rispecchi le mie idee, le mie... Operazione marketing. L'operazione marketing. Comunque mangiare bene, bere sano, porta al buon umore. Oh, non sono da intervista io. Ti è ben veduto a mangiare e bere? Bene, mangiato volentieri, gustato tutto, ottimi prodotti, buon vino e tanta allegria. E soprattutto che il tocco in più che seppa tornare a te, che si può tornare a fare feste, no? Quello è importante, sono le cose che... Gusto pieno della vita. Bravo. Andiamo a sentire Marco, vediamo qua Marco Andreoni, sentiamo oggi in versione dietro le quinte, come sta andando? Sì, ma guarda, benissimo, devo dirti la verità, grande soddisfazione a chi viene a mangiare da noi. Quelli che non vengono mi dispiace. Si sono persi qualcosa. Sì, comunque l'ambiente è buono, insomma, il tempo ha tenuto, per cui insomma... Senti, se dobbiamo abbinare una canzone di Gabber, che canzone abbineresti a questa giornata? Io non mi sento italiano. Ma per fortuna purtroppo lo sono. Esattamente, che sai. No, più purtroppo. Purtroppo lo sono, ma bisogna. Però dai, l'importante è stare in compagnia. Questa è la cosa importante, quella di essere in compagnia, mangiare, bere, risposare la tradizione. Esatto, sì, condividere almeno in questi ancora paesi che si può trovarsi tutti insieme, no? Che riescono ancora a fare quel gruppo, no? Sì, infatti, l'importante è quello. Bene. Va bene. Cosa ha preso? Frittelle di mele. Ben. Io sono di Corno di Rosazzo. Di qua. Eravamo qui con il nostro circolo fotografico a fare la presentazione per la maratona fotografica che ci sarà sabato prossimo. Anzi, no, qui a Cervignano, anzi approfitto così facciamo anche un po' di pubblicità. Poi c'è anche per Furlano. Ok, sabate prossime a Cervignano si svolgerà le maratone fotografiche con partenze da Duv di mattina, si svolgerà in 6 tapis fotografici tutte le giornate. Pensi che ormai le conosci in time, visto che sono state fatte a Udine, a Trieste, tanti bandi, sono tutti invitati a partecipare. Soprattutto parlate in piazza di chiesa. Va bene. No, comunque è stata una bella giornata, soprattutto sabato e sera. No, una bella giornata, sabato. Vengono di fare in coincidenza con che feste che, dopo che è stata anticipata, loro anticipare le feste, ormai no, avevano in estris programma, se devo fare così. Complimenti, vedete se ne venga a fare un salto anche noi. Ok. Però non vedete là? Lì si svolgerà in tutto il comune di Cervignano, dunque comprende le frazioni di Muschi, Strassolte, sono 6 tapis. Dove sabile? Dove sabile, sì. Queste ore? Da 9 di mattina si comincia a fare le iscrizioni, perché che sono già iscritti, le gare, le competizioni, così si può inclabare le competizioni, a partire dalle 10 di mattina, le prime tappe si svolgeranno qui a Cervignano e dopo si spostano a Strassolte con una tappa a Strassolte. Complimenti, auguri. Grazie mille. E segna all'interno dal stand di Sperimenta, vedi Giovanni Zalopere, sapete che sta all'Anbè, soprattutto il frico ha un grande successo. Sì, è piaciuto. Ma soprattutto di la verità, da quando sei partito in pubblicità con noi stai sfondando.
Ma devo ammettere che la vostra pubblicità è sicuramente un ottimo mezzo per far conoscere il prodotto a chi ci ascolta. E cosa posso dirvi? Qui il frico piace, abbiamo avuto dei riscontri positivi e niente, adesso sono all'opera, ne sto per preparare uno. Quindi il frico di Carpacco che cos'ha di particolare? Il frico di Carpacco è un frico molto semplice di base, formaggio e patate, un'altissima percentuale di formaggio, in 3 stagionature, tutta roba friulana, 3 stagionature diverse in proporzione, ho trovato un equilibrio giusto, quindi ho dato una proporzione esatta ad ogni stagionatura e ci ho aggiunto le patate, nient'altro. E soprattutto quella friulanità che serve per dargli lo sprint. Assolutissimamente sì. Riusciamo a lavorare perché qua non è Master Chef ma è Sperimenta Chef. Certo, grazie, grazie.